sei girovago perché hai, diciamo, un po' nomade, hai girato un po' in questi anni per l'Italia, penso un po' per lavoro, un po' per passione, adesso non ci vogliamo fare troppi fatti tuoi. Poi pensa, Ci mancherebbe, gli ha dato dello straniero uno slavo che non si sì, no, vabbè, perché tu dici quel centro del balconcino? Sì, è uno slavo quello. Sì, c'è confusione ormai sulle... Che è istriano, è mancato italiano per il più che altro. C'è confusione sull'identità, direi, in generale, quindi è chiaro che poi figura di tutto il resto sulle nazionalità. No, dicevo, quindi tu sei arrivato a Torino, diciamo, da quest'inverno, da poco, se Sì, non ho capito. sì, da dicembre, metà dicembre, quindi Da dicembre, ecco, da pochissimo. Come hai trovato questa città? Ti è piaciuta? La trovo molto attiva culturalmente e musicalmente rispetto a molte altre realtà del panorama italiano, quindi insomma che se ne dica, in realtà Torino secondo me rispetto ad altri posti sta un po' più avanti, ecco. Questo perché, tanto grazie, però anche perché sei arrivato da pochi mesi, diciamo, quindi Forse. Scusa, ma prendiamocelo, portiamocelo in saccoccia, no, era è tanto chiaro, che non si sentiva era tanto dire che una non cosa sentiva. del Lo vedo da abbiamo esterno bisogno. però, quindi... Poi noi da torinesi, nessuno che ti fa un applauso, chiaramente, stiamo zitti, non facciamo. Perché sono tutti terroni, non Ci sono mancherebbe. torinesi, sono terroni, guarda là. Vedi? È uguale, guarda, non è che cambia. Vabbè, questa cosa qua che ci hai detto di Roma chiaramente ci fa molto piacere. Adesso vorremmo però diciamo, non divagare troppo e entrare invece un po' di più in quello che sono i tuoi lavori, che se non ho capito male sono in siciliano, quindi in... Quasi tutti, Quasi ci sono tutti in 2 siciliano. brani in italiano nel disco. Due Poi gli brani. altri sono in siciliano. In siciliano. E che cosa hai scelto adesso? Un italiano o un siciliano? Siciliano. Un siciliano. Siciliano. Che si intitola? Mattinata. Mattinata. Mattinata, sì, è diciamo il ripetersi, il riverberarsi di un sogno appena fatto la mattina, no? Quando vi svegliate avete quella sensazione continua per tutta la giornata. Ha un sogno ad occhi aperti praticamente. Sì, ma quando sogni la mattina, quando sogni la mattina, no? Ma io non sogno e poi più. ti ritorna, Io non sogno tu non sogni Dormiveglia si chiama, dormiveglia. Va bene, a dormiveglia lo capivo, va bene. Pardon. Leonardo Gallato, Mattinata qui al Salotto di Mao. ti suonai, abbiamo, Ruigi, persino canto, ma non era, importanti, ma non era importanti. Eravamo soli a un certo punto. Tu
vasasti, va su una frischi come l'aria. Dista, matinata, eravamo soli a un certo punto, tu mi pasasti, va su una frischi, come l'aria, dista, matinata, eravamo soli a un certo punto, tu mi pasasti, va su una frischi come l'aria. Dista, matinata, stanotte di sonnai avevo luce persona canto, ma non era importante. Eravamo soli a un certo punto, tu mi pasasti, va su una frischi, come l'aria, dista, matinata. Mattinata. Grazie. Leonardo Garlato, devo dire, restituisce l'atmosfera molto questo brano del dormiveglia, adesso che diciamo l'ho inquadrato. Ci sei, Senti, io vorrei continuare, cioè, sono lento, hai capito? Sono lento in generale, però vorrei sfruttare questa tua possibilità, insomma, il fatto che sei stato un po' in giro in questi anni, abbiamo prima così scherzato, ci hai fatto i complimenti a noi torinesi e ti ringraziamo, però hai parlato anche di una città che invece ti ha stimolato a livello musicale, che se non sbaglio era proprio Napoli. Che cosa hai trovato, diciamo, in questa... C'è una realtà molto fervida che ho accostato a quella di Torino. Ovviamente prendete una Torino, portatela a sud e create Napoli, no? Poi ci vuole pure il mare. Esatto, c'è il mare, quindi insomma per me ovviamente è tutta un'altra cosa. Però no, ci ho trovato tante persone, tanti musicisti con cui collaborare, cioè, sono ormai diventati amici, quindi sì, è una città molto, diciamo, viva. Eterogenea, non omologata solo su alcuni stili. Esatto, no. Eterogenea e molto molto viva. È viva sempre, qualsiasi ora del giorno, della notte, qualsiasi... La storia musicale di Napoli ha radici antichissime e devo dire... anche nella musica moderna, sì. Noi siamo dei... Sì, c'è però diciamo la scena, poi diciamo quella così un po' più indie underground, quella che potremmo bazzicare io e te, magari, insomma adesso magari Leonardo ci facciamo un po' da cronista. La scena è molto viva, è veramente l'unica città che accosterei a Torino, più che altro adesso, perché Roma io la conosco molto bene, ma come diceva qualcuno prima qui, se non suoni indie pop a Roma non sei niente, quindi non esisti fondamentalmente. Questa è ci ascoltano, importante, visto e considerato che ci ascolteranno, visto che arriverà a Roma anche su Radio è un Città messaggio Futura, personale. ci fa piacere che noi diciamo questa cosa, quindi sull'indie Banco pop. Alberto Fortis con io vi odio a voi romani. Vabbè, infatti, no, assolutamente, io Roma è un'altra casa, ci sono stato 6 anni. Però diciamo hai trovato un po' questa, quindi il prossimo brano che ci fai ascoltare è un pezzo indie pop che hai scritto a Roma. Assolutamente sì, l'ho scritto a Roma. I romani. Come si intitola? Ho preso un caffè a Bologna. Ho preso un caffè a Bologna. No, non è che questo sta andando avanti. Adesso qua ci sta prendendo, diciamo, in mezzo, come si dice. No, non credo. Faccio un altro brano, si intitola Notturno.
Notturno. Il momento è giusto. È proprio indie pop questo. È proprio indie pop. Però un po' più, diciamo, notturno, appunto. Un po' più notturno, un po' più siciliano pure questo. Un po' più siciliano, sempre Leonardo Callato, sempre qui. E poi te lo spiego adesso l'indie pop, ti dico. Tutta la roba che c'è sul disco, che se volete, insomma, c'è. Negozia mia, quanto tempo ha passato e quando una passari per vedere te ciangerei ancora sulle mie torazze non si vuole rispecchiare, tanto si perfetta che non te vuole lasciare. E a notte pari che sta per fermare a tagliare te. Sta per fermare a tagliare te. A notte sta per fermare, a notte sta per io che come non ci raso e pare che rintrestiamo da un infierno chiuso. Non volessi che sti pensieri ti venissero a cercare. Ricordo ancora negozia e se mattino a giorno tu non tagliari se a luna stanotte e non sfari non rimproverari. La notte persa senza giorno e non ci fosse propria mai, mai si può abbracciare e così e tia solo così potremo siri e così e tia solo così potremo siri. Oh,
e io magari. Leonardo Gallato con questo